tutti chi è presente in questo momento. Io mi presento per qualcuno che non mi conosce, sono Luciano Pittalis, sono il responsabile del sito dedicato all'Anorese Calcio e di Mondo Verde Azzurro, la pagina Facebook, sempre dedicata all'Anorese Calcio. Ho letto alcuni commenti di qualche tifoso sotto il comunicato da noi fatto ieri sera. Ci premevo intanto a fare una premessa, perché forse qualcuno non conosce la storia dell'Anorese e non conosce la nostra storia personale. Noi siamo entrati nell'Anorese, parlo come Pittalis, quindi io, mio fratello Antonello e a suo tempo mio fratello Pierluigi, nel 1999, quando l'Anorese si trovava in prima categoria, e ci siamo rimasti 3 anni in prima categoria. Noi quest'anno facevamo 22 anni al servizio dell'Anorese Calcio, quindi sentirmi scrivere e leggere che noi siamo scappati alla prima difficoltà lo trovo a parte offensivo per la nostra storia e soprattutto anacronistico. Insomma, noi non siamo scappati, noi siamo dei grandi tifosi dell'Anorese e sempre lo saremo e continueremo a esserlo. Ovviamente non possiamo essere tifosi di questa Nuorese, di questa attuale Nuorese, di questa dirigenza che ci ha portato a uscire dopo 22 anni, a tagliare tutti i ponti, perché taglieremo tutti i ponti con loro. Noi continueremo a scrivere di Nuorese, a parlare della storia della Nuorese, della sua gloriosa storia nel sito e nella pagina Facebook, parlando di tutti i personaggi che ne hanno fatto parte, indistintamente, dal magazziniere a chi cura l'erba, al giocatore, al presidente, chi che sia. Ma ci rifiutiamo di continuare a dare visibilità a questa dirigenza che non ha nessun briciolo di umanità e cioè non sa tenere i rapporti interpersonali con nessuno, con chi che sia. Non voglio dilungarmi in questo, non voglio neanche parlare delle persone, so solo che i fatti dimostrano questo e i fatti continueranno a darci ragione. Ora passo la parola al direttore sportivo Domenico De Luca, che magari vorrà darvi dei dettagli più diretti, più precisi sulla questione. Buongiorno a tutti. Allora, mi preme fare una premessa. Innanzitutto io non sono nuovo a Nuoro, perché 4 anni fa arrivai qui in una situazione quasi simile, ma con una società diversa e con un presidente diverso. E anche allora, il 5 d'agosto c'erano 5 giocatori che li avevo portati io, non c'era nessuno, perché nessuno voleva venire qui. Non so i motivi, comunque, no, i motivi allora pure non mi sembra un motivo di ripescaggio o qualcosa del genere che aspettavano il ripescaggio, perché non ho nulla da dire nei confronti di Artedino, che è stato un grande presidente, anche se ogni tanto ci siamo presi. Detto questo, io sono abituato in queste situazioni, di conseguenza qualcuno ricorderà, e mi ricordo anche Bobo Reddu che è lì, che tutti magari un pochettino hanno maltrattato nel tempo, però è uno che si dava da fare, ha sempre lavorato più di tutti in mezzo al campo, correndo e sistemando cose a destra e a manca. Detto questo, quell'anno ci siamo divertiti, si è vinto la Coppa Italia, si è fatti i playoff, si poteva anche vincere il campionato con un minimo di tranquillità in più. Detto questo, quando sono stato chiamato qui verso era la fine di giugno, primi di luglio, da Antonello Pittalis, se c'era una mia disponibilità eventualmente a tornare. Io ho subito accettato, dopodiché nel frattempo siamo arrivati a luglio, quindi verso metà luglio mi viene chiesto, cioè dopo aver confermato insomma l'intenzione di farmi arrivare qui da parte del presidente Sotto, io ho detto non è facile, perché fine luglio, metà luglio, fine luglio trovare una rosa di giocatori, visto che non c'era nessuno, non è facile, ma la cosa non mi ha spaventato, perché a me non spaventa niente, neanche il presidente Sotto, detto interrosso. Quindi cosa è successo? In fretta e furia abbiamo costituito una rosa di ragazzi giovani ma di qualità,
giovani e di qualità. Lo ribadisco questo, perché le ultime prestazioni, soprattutto le ultime 3, non sono degne di nota, in quanto, mi preme dirlo, c'erano 8-10 ragazzi in un appartamento senza armadi, era un bivacco da zingari, neanche, scusate, no, forse non lo dovevo dire zingari, comunque è andato. E questi ragazzi qui, nella difficoltà più assoluta, perché tutti sanno cosa vuol dire avere 8-10 ragazzi, uno va in bagno, un altro fa una cosa, uno vuole giocare, uno vuole parlare, cioè non c'è serenità, parliamoci chiaro. E poi si pretende di ottenere i risultati, cioè ragazzi che nelle ultime 2 gare, oltretutto, non erano neanche loro, perché giocavano, ma giocavano con la paura di sbagliare, con la paura di essere sempre sulla graticola, chissà se sbaglio mi cacciano. E di questi tempi mancano pochi giorni dove vado, domande legittime da parte di un ragazzo, nessuno le può, diciamo, contestare. Poi volevo parlare anche di alcune cose. Allora, qui abbiamo la logistica, l'ho già detta, i giocatori erano trattati in bivacchi, non in appartamenti. Solo ultimamente, da una settimana, sono stati divisi 4 per appartamento. Dopodiché andiamo sul fattore medico. C'è un giocatore che è qui presente, non faccio il nome, che aveva bisogno di una risonanza. Dopo una settimana che si era fatto male, con la paura di avere rotti i crociati, non era stata fatta una risonanza. L'ho dovuto caricare in macchina io e portarlo all'ospedale, dove attraverso qualche conoscenza, senza fare nomi, è stata fatta la risonanza. E quindi abbiamo visto che il ragazzo non aveva nulla ed è ritornato in rosa. Dopodiché succede un altro fatto. Rosati, perché sto parlando della questione medica, Rosati aveva una botta presa mercoledì scorso in una partita lì a Coso, laggiù, non so come si chiama, la Calangianus, col fatto che aveva preso una grossa botta a un rene. Nessuno si è preoccupato di portarlo a fare una visita. Giorni che non dorme, non ha giocato neanche, anche per questo motivo. Dopodiché a piedi qualcuno l'aveva mandato andare all'ospedale se voleva farsi visitare al pronto soccorso, a piedi. L'ho incontrato per strada, l'ho caricato, l'ho portato, dopo 7-8 ore di pronto soccorso gli è stato detto che era sufficiente fare degli antidolorifici. Li ha fatti per quasi 5 giorni, tuttora Rosati stanotte non ha dormito, non mangia, sta male e di conseguenza dovrà, oggi stesso lo riporto a fare, perlomeno dovrà fare una risonanza, l'ecografia, non lo so, io non sono un medico. E qui siamo, vi dico l'ultima, Garuppi, un ragazzo, un attaccante, l'unico attaccante forse, vero attaccante che abbiamo. Nella prima partita, dove già aveva dimostrato di che pasta ha fatto, dove era la Musei mi sembra, non mi ricordo, prende una botta e si fa male una caviglia. A tuttora, fino a ieri, questo ragazzo non era disponibile, perché nessuno si prende la bega di far fare una lastra, una radiografia, non c'è uno staff medico, cioè parliamoci chiaro, questa è la situazione. Dopodiché io mi sono interessato e ho detto questo ragazzo bisogna visitarlo e sapere se può giocare oppure no. Lo hanno fatto, mi sembra, ieri stesso il dottore prima della partita ed è potuto scendere in campo, anche se solo negli ultimi 10 minuti per scelta tecnica. Questi sono problemi tecnici. Lo stesso discorso potrei dire anche di Peltrini, che ha fatto male una gamba, mi sembra da parecchio, ancora nessuno si è preoccupato di fargli fare una visita. Allai, che è un altro ragazzo, il secondo portiere, per un certificato medico più di un mese, questo è un mese che mangia e dorme qui e non aveva il certificato medico per essere convocato. Cioè, allora io mi chiedo, ma è possibile tutto questo in una società di un capoluogo con una storia, con un nome? Cioè, io mi chiedo solo se è possibile. Dopodiché parliamo di un'altra cosa che forse non dovrei entrare in merito. Addirittura ci sono imprenditori che, siccome qualcosa gli ho fatto avere anch'io, ma non perché mi serve lo sponsor per lavorare dopo che ho detto vabbè, importantissimi di livello nazionale, gli hanno dato qualcosa, poco, tanto, non ha importanza. Bene, non ci sono i cartelloni sul campo, adesso questi li ho invitati a fare una
una diffida per non pagare più le rate successive, visto quello che è successo ieri. Perché ieri è successo che dopo aver perso una partita, come è logico che succede, perché siamo alla quarta gara e penso che ci si potrebbe tirare anche su. Ma in Umbria c'è un detto che dice, questo ve lo voglio dire, non si fanno le nozze col tartufo se non ci sono i dinari, e questo è quello che succede qui. Cioè qui per avere qualcosa bisogna, non so cosa, bisogna chiedere la carità, ecco, parliamoci chiaro. Quindi in linea di massima io dico una cosa, con un po' di pazienza in una società seria, perché le basi ci sono, perché noi abbiamo ragazzi giovani ma bravi, cioè perché questo lo posso dire, andranno a giocare dovunque, basta che il Signore adesso non faccia i ricatti, che non li libera qualcosa dovessero andare via, lui deve attenersi a pagare prima di tutto i rimborsi, perché sono 40 giorni che sono qui e glieli deve pagare. Dopodiché, se si trova squadra in questi 3 giorni, che è difficile, però qualcosa si può fare, lui li deve liberare, lui non ha nessun diritto sopra questi ragazzi che ho portato io e che ho garantito io per loro. Penso in linea di massima di avere detto tutto, cioè quindi se qualcuno vuole fare qualche domanda rispondo. Io, buongiorno. Buongiorno. Pietro Lugar, tutta la Sardegna, la nuova Sardegna. Vi siete dimessi o no? No, veramente a me, no, io ho i messaggi che li posso far vedere dove mi dice che da domani, oggi, mi devo prendere l'aereo, perché dove dormo ha già dato ordini di non rimanere, o la nave, perché ho la macchina e quindi prenderò sicuramente la nave, ma questo non dopo aver garantito che lui paga i rimborsi, sia... Mi scusi, direttore, lei è arrivato, c'era già l'anno dell'eccellenza, quei fraschetti? Sì. È arrivato quest'anno dopo una situazione che l'anno scorso era esplosiva, perché tutta la Sardegna sa che mancano 4 mesi di stipendi, sono stati fatti assegni postdatati a date, eccetera, eccetera. I giocatori sardi non vengono a Nuoro. Con quali basi è venuto? Cioè, aveva delle garanzie per venire a Nuoro? Domanda giustissima. Grazie. Allora, il fatto che i giocatori sardi non hanno, diciamo, preso le ultime mensilità, io ho ragionato, ovviamente mi sono sentito, io allora l'ho fatto per una questione, guarda, le sembrerà assurdo, io potevo andare a Foligno, non ci sono andato perché quando mi ha chiamato Antonello ho detto a Nuoro ci vengo a volo, perché ci sono stato bene, ho tanti amici, l'ha dimostrato anche che quando sono arrivato sul sito ovunque non ho avuto motivo di critiche, voglio dire, bene o male sono stato accolto benissimo. Poi uno le garanzie spera sempre che quando ti dicono dall'altra parte, presidente compreso, no, qui non c'è problemi perché è tutto tranquillo, tutto non è come l'anno scorso, addirittura a riprova di questo lui ha fatto, mi sembra, gli assegni a giocatori che dovevano prendere i rimborsi, tra i quali ragazzi, quindi voglio dire. Poi voglio fare una postilla sul fatto dei giocatori del posto. Allora lei mi deve dire, una società di capoluogo come Nuoro, con una storia, con un blasone, con un gruppo di ultra che cose mai viste in giro per l'Italia. Io ho girato, io sono stato a Taranto, a Vibo, sono stato a Pescara, sono stato in tante società, però un gruppo di ultra meritevole come loro qui, voglio dire, io non l'ho mai visto. Ora si sono un po' disgregati, ma chiaramente la delusione è uno dei mali peggiori che ci siano, no? Mi sono sentito garantito, ho detto vado là, ho portato ragazzi che costano poco, non un euro di procura, perché procuratori amici anche mi hanno permesso di non chiedere procura. Non parlo di rimborsi perché ridicoli, e ancora si fanno anche minacce che non si pagano. Io penso che questa è la prima cosa per togliersi decentemente da una società come questa, secondo me, perché se ero io mi sarei dimesso, ma se uno si volesse dimettere deve prima mantenere gli impegni presi e poi si dimette, perché è troppo facile, a parte che forse non lo farà, non lo so, ho detto una cosa di troppo,
però io dico solo che lui deve fare il suo dovere di presidente, visto che si può chiamare presidente. Io uno così in nessuna città lo chiamerei presidente. Ah, scusi, prego. Sono Adriano, non me ne sa. Io volevo sapere invece se al netto di una serie di cose, visto che diciamo, si cita lui, l'innominabile, no? Immagino si parli di Maurizio chiaramente. E poi No, io l'ho la citato. società, e poi la società. Volevo invece capire se ci sono margini e quindi quale potrebbe essere invece la soluzione per cui anziché far saltare la pentola all'inizio di un campionato complesso si possa invece redimere la situazione, se secondo voi c'è un margine per fare un passo indietro, quindi quale sarebbe la soluzione? Rispondo, posso rispondere? Rispondo subito. Allora, premesso che una società come Nuoro, anche se i tempi sono critici, anche se siamo in periodi che insomma nessuno sperpera, io penso che una società come Nuoro abbia ancora delle attrattive, e lo so per certo, sia dagli imprenditori locali e sia da fuori, qualora questo signore si dimette. Ovvio che tutto passa da questo passaggio. Cioè, per capirci, nel momento in cui dovessero arrivare le dimissioni del Presidente, Io ci penso sarebbero che dei margini di trattativa assolutamente quantomeno sì. con tutti voi, immagino, no? Io penso di sì, cioè io se sarò invitato a rimanere rimango volentieri, Sì. altrimenti Però voglio dire, il primo passaggio è dal quello. vostro punto di vista è quello proprio senza ritorno, è assolutamente Anche dimissioni. perché a sentire la gente in giro, perché uno gira, no? Ti senti, chiunque ti ferma per strada, se ne deve andare. Evidentemente l'unico che non l'ha capito è lui. Forse bisognerà farglielo capire, ora non lo so come. Io ti ripeto quello che ho detto all'inizio. La nostra decisione non è stata contro la Nuorese come simbolo, perché quello rimane e rimarrà sempre. È una questione di incompatibilità di caratteri. Allora io non posso insegnare l'educazione e il modo di fare a nessuno. Quindi quello è e quello rimane. Per cui se quello rimane non ci si può stare La insieme. mia domanda però nasce da un discorso Sì, molto ho capito il tuo concreto, discorso, ma cioè, il tuo discorso nasce sempre dal fatto che tu hai un palo davanti. no, io Se hai quel palo, no, il mio discorso o ti è, sposti a destra o a sinistra o lo butti giù. il mio discorso Non è ci sono in questo alternative. momento del campionato e in questa situazione Secondo me è giusto in questo momento che dopo, perché in questo momento Ok. puoi ancora sanare la Però situazione. Dopo la mia no. domanda è, in questo momento c'è la mia riflessione, in questo momento è sportivo e del campionato, sarebbe molto complicato, perché avete citato il presidente da una parte e la dirigenza dall'altra, sarebbe molto complicato far dimettere chiedere eventualmente le dimissioni della dirigenza e recuperarne una nuova, probabilmente un po' più percorribile la strada per cui si chiedono le dimissioni del presidente, adesso non so Infatti in che nessuno ha misura, parlato e la dirigenza della resta là, dirigenza. ecco sì, no, e per quello volevo No, capire, siccome l'avete no. citata, ok, Ritorniamo ho capito, sempre al solito sì, discorso. ho capito. Non mi va di No. scendere in particolari. Ho fatto un nome Ho senza capito, farlo. perfetto, ho capito. Basta. Grazie. Posso dire una cosa in merito? Scusate, solo un secondo. Allora io per quanto riguarda la dirigenza ho conosciuto delle persone eccezionali, qualcuno è anche presente in questa sala, quindi non ho nulla assolutamente da dire contro la dirigenza. Io ho da dire da uno che a certe ore diventa pericoloso, con messaggi, telefonate e quant'altro. Cioè, quindi questo è quello che voglio dire. Poi per il resto io non ho niente contro nessuno, sono stato accettato ben volentieri da tutti e ho accettato la dirigenza. La dirigenza a me mi sembra, ripeto, c'è gente bravissima qui dentro, se no non sarebbe venuta, evidentemente, e quindi non ho nulla da dire. Se ho da dire che uno che mi manda i messaggi ieri dopo una partita dove mi dice te ne devi andare con la prima nave o col primo aereo. No, troppo comodo, no? Posso? Sì, funziona. Un'altra cosa veloce a Luciano. Lo diceva Sonia, ha parlato del presidente e non della dirigenza, cioè gli altri dirigenti, qui c'è il segretario Bonamici, credo che gli altri... Non si sente più, va bene? Sì, ecco, gli altri dirigenti restano in carica e non credo siano... Ognuno ragiona con la No, sua aspetta, testa. cioè, ci mancherebbe altro.
Ma avete sentito gli altri dirigenti? Nessun altro dirigente vuole, come avete detto Allora, voi, è stata aspetta, fammi finire, Sì, le dimissioni del Presidente, perché se no sarebbero qui, credo, almeno. Un'altra cosa, che la situazione sia abbastanza grave, lo si evince facilmente dal numero degli spettatori. Si è passato da spettatori di un certo numero a 50 persone che vengono a vedere la partita, ma questa non è una situazione solo di oggi, è una situazione di almeno un anno fa. Hai detto tutto. Grazie. Cioè, la risposta te la sei fatta. Se il pubblico è quello che è, il minimo che puoi fare è almeno cercare un mea culpa, dire forse ho sbagliato in qualcosa. Non lo puoi addossare a Bobureddu, a Mario o a un altro, perché è stato questo. Cioè ogni anno tu sei passato da un tot di persone che collaboravano gratuitamente, che davano una mano da anni e anni, a non vedere più nessuno. Non parlo di pubblico, il pubblico poi è una conseguenza. Quindi qualche domanda te la farai anche tu. Io sì. No, non tu, dico, già sai il tuo a chi è riferito. Posso fare Posso? una domanda al microfono? Abbiamo tempi stretti per la messa in opera. No, se si sposta un secondo. No, io volevo capire. Voi avete parlato, cambia niente. Avete parlato chiaramente della situazione attuale, ma se è vero come è vero, che intanto Soddu in carica, questo è il terzo anno? Terzo, quarto? Quarto, ok. Intanto cos'è cambiato? Cioè l'anno scorso, 2 anni fa, ora Domenico non c'era e va bene, però voglio dire, se noi siamo arrivati a questa situazione, io faccio fatica a pensare che questo è impazzito in 2 settimane e che invece fino all'anno scorso, al netto dell'ambito economico, fosse tutto rose e fiori. Quindi volevo capire come si è evoluta questa cosa. La passione ti porta a a chiudere gli occhi molto spesso, no? Cioè, non è che la situazione è cambiata quest'anno, è così dal primo anno, non è che è cambiata, solo che una serie di situazioni che sono andate in crescendo ti hanno portato poi a fare una decisione drastica, però non è una situazione che viene da oggi o da ieri, è una situazione che si trascina dal primo anno. Cioè, ripeto, il carattere di una persona non è che lo cambi dall'oggi al domani, il carattere è quello, lo sai e lo accetti finché ne hai voglia. Quando non ne hai più voglia non lo accetti, punto, e dici basta, fai da solo. Tutto lì. Antonello, c'è Bobbo che vorrebbe parlare. Vuoi parlare, Bob? Ma se non è tranquillo, Bobbo. Bobbo. Abbassa. Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti. Io ho fatto parte della Nuorese per 9 anni. Ho conosciuto persone come Antonello, Luciano, Antonella che sono sempre state a disposizione della società e si è costruita un'amicizia. Poi in questi anni ho conosciuto grandi dirigenti come Mario, Mariano, Antonello Lai, l'amico Peddio, però alla fine l'anno scorso ha dato le dimissioni perché non avevo le condizioni di andare avanti con il presidente Soddu. Poi con Ardedino sono stato da Dio per 7 anni. Quindi vorrei ringraziare tutti i giocatori che mi hanno conosciuto, che mi hanno dato tanto, eccetera. Però ora sono alla Santo Predo, l'anno scorso sono stato male, alla Santo Predo mi hanno fatto rinascere, c'è stato Gianni Capra che mi ha supportato, come la psichiatra e la psicologa che mi hanno seguito per tanto tempo perché ci ho sofferto come un animale, perché ho dovuto rinunciare alla Nuorese. Questo è tutto, grazie. Grazie, Bob. Se non ci sono altre domande possiamo chiudere così. Bocca al lupo e forza Nuorese sempre. Luciano, le previsioni quali sarebbero in definitiva? Ma noi... Si scioglie tutto, Noi siamo usciti. Cosa può succedere? Poi vedremo. Questi ragazzi rimangono, questi che Dipende sempre da come vengono, non lo so. Se vengono pagati Non sono io a decidere, ognuno decide con la propria Andrà testa. via oggi perché Maurizio l'ha mandato via, ma loro restano teoricamente. Non si capisce. Ok. ma non credo.
No, nel senso che in teoria, perché lui diceva che non deve tenere... Il mercato è aperto ancora per 4 giorni, quindi c'è la possibilità che chiunque si possa accasare nell'arco di 4 giorni. Ascolta, e Per laddove invece cui ci onestà fossero- sarebbe dire non ci servi Domanda. e così uno si cerca squadra in questi 4 giorni se nel limite del possibile. Laddove Tutto là. invece arrivasse, come dire, foste accontentati nella misura in cui Maurizio Io non è che... cioè, fammi fare la domanda. sì. Sì. Avremmo eventualmente un nome alternativo? Cioè avete pensato eventualmente a una proposta che può essere tutti levi dei piedi e eventualmente ci sarebbero, citavate prima imprenditori della zona e imprenditori di fuori. Sì. Siccome piaccia o non piaccia, stringi, i soldi sono quelli che Ok. mancano. Io parto Secondo dal voi cioè, avete un'alternativa in mente? Sì. Sarebbe? Tutti coloro che sono subentrati e succeduti in questi 20 anni che ho visto sono entrati a titolo zero. Hanno preso le chiavi a titolo zero. Il che vuol dire che se tu decidi di andartene via, dai le chiavi al sindaco e il sindaco le ridà al prossimo che arriva. Così dovrebbe funzionare. Se così non funzionerà, significa che quella persona dovrà assumersi le sue responsabilità. Tutto. Sì, no, però la domanda è un'altra. Avete in mente... Significa un mandare presidente- via tutti quelli che vorrebbero andare. che vorrebbero No, entrare. dico, avete in mente un presidente alternativo? Sì, non ti posso fare i nomi. Ah, ok, Cioè, però sì, la risposta è sì. Ok, ok. no, è troppo... Grazie a tutti.